Bentornati sul nostro canale. Oggi andiamo avanti con i lavori di cimatura, quindi prendiamo su il nostro Same Dorado e la cimatrice della Fama. E prima di partire però dobbiamo andare a pulire un po' e fare un po' di manutenzione ai trattori in modo tale che ci garantisca un lavoro pulito durante tutto il giorno. Come vi abbiamo detto nel video che abbiamo dedicato appunto alla cimatrice e al lavoro di cimatura, questo lavoro e soprattutto questo tipo di cimatrice a coltelli sporca molto anche il radiatore del trattore, perché fa partire tutta quella residuo appunto di potatura e il radiatore aspira molto e questo fa sì che si sporchi molto, e con le alte temperature che ci sono in estate, e questo lavoro si fa in estate, succede che potrebbe andare in surriscaldamento del trattore, per cui ogni volta prima di partire o la mattina o al pomeriggio si fa la pulizia del radiatore e del filtro, molto importante. Per accedere al radiatore alziamo il cofano e vediamo subito che è bello sporco e dobbiamo togliere le bandine qua laterali. Vede subito quanta sporcizia c'è dentro. La seconda bandina, così riusciamo a soffiare da entrambe le parti. Ecco, poi questo modello c'ha un radiatore anche qua davanti che si estrae, che scorre su una slitta, e questo è il primo che si riempie. Infatti vedete che c'è tanto sporco. Ecco, poi dobbiamo andare a tirar via il filtro dell'aria, che anche questo si riempie sempre di foglie, fogliette, rametti vari, quindi sempre pulizia prima di partire. Ecco, vedete subito quanto sporco c'è. Ecco, adesso che l'abbiamo pulito lo reinseriamo. Abbiamo questa vitina qua di plastica da girare e diciamo che il filtro dell'aria è a posto. Adesso dobbiamo concentrarci sul radiatore, andarlo a pulire prima di partire. Adesso procediamo con la pulizia qua del radiatore. Questo è quello esterno che va aspilato. Direi che ci siamo qua. Adesso puliamo quello più grosso, quello fisso. Viene fuori un po' di tutto, tra foglie, rametti, veramente bisogna tenerlo pulito, se no si surriscalda l'acqua ed è un problema. Ecco, adesso li diamo anche da quest'altra parte così finiamo di pulire. Ne viene fuori di roba. Considerate che questo è un giorno
cioè un pomeriggio di cimatura più o meno. Dai, ecco adesso, una volta puliti i radiatori, devo andare a montare questo che scorre, questa lamina qua scorre su una slitta che adesso dobbiamo andare a intercettare a un'unica posizione, per cui non ci si può sbagliare. Le gomme sono abbastanza flessibili, queste gomme qua, per cui lo accompagnano bene. E dopo là in fondo c'è due fori che fermano, due pistoncini che finiscono, così lo lasciano in posizione. Ecco, finché ci siamo che sistemiamo qua, controllo sempre anche l'acqua e chiaramente la apriamo da freddo. Abbiamo fatto 3 metri da tirarlo fuori dal capannone perché sennò ci si ustiona. Generalmente i livelli sono sempre a posto, sì, perfetti. Dopo qua ci sarebbero i segni, ma non si riesce mai a capire. Diciamo che guardando un po' a occhio più o meno corrisponde col massimo dell'acqua, perché i problemi non ce ne sono. Diciamo che con le temperature calde che ci sono in estate, queste sono cose sempre da controllare. Si perde un po' di tempo, è vero, però dall'altra parte si ha possibilità di tenere bene, insomma, o meglio possibile i macchinari, i mezzi. Ecco, abbiamo recuperato adesso le 2 bandine laterali che bisogna mettere. Adesso qua ci sono 2 perni sulla parte posteriore e un perno sulla parte anteriore che bisogna, diciamo, bloccare nei posti giusti, così dopo resta fermo. L'importante è fissarla bene, perché sennò dopo la si perde andando su strada e non è il massimo. Un po' di equilibrio tra le 2 parti, tra la parte anteriore e la parte posteriore, e un po' di fortuna che vadano al posto giusto. La prima è andata. Adesso collochiamo anche la seconda, quella di qua. Dobbiamo sempre prima guardare i 2 perni dietro e dopo dare un'occhiata davanti, quindi indirizzarla un po'. Perfetto, ottimo. Adesso mi ci resta che chiudere il cofano e saremo anche pronti da partire. Ecco, diciamo che saremo pronti a partire. Oggi però, diciamo una volta ogni 20 giorni più o meno, facciamo anche la pulizia del tettuccio sopra, che c'è una ventola responsabile poi del climatizzatore interno della cabina, e anche lì diciamo che tutta la parte del top che lancia i residui vanno a finire vicino alla ventola, quindi anche in quel caso lì ogni 20 giorni, 2 volte al mese, insomma, smonto, è veloce, sono 4 viti, la smontiamo, diamo una soffiata e poi siamo pronti da un punto di vista di pulizia, ci manca solo da ingrassarla. Qua abbiamo queste 4 viti da staccare, diciamo, da svitare, vedete, sono tappi fatti così. Queste qua 2 le ho già svitate. Adesso tolgo la cappotta, o la parte superiore, insomma, ecco qua. Questa è in plastica, per cui è bella leggera. La porto giù, gli diamo una soffiata veloce, dopo gli diamo una soffiata, vedete qua quanto sporcizia, si ferma e va tutta pulita. E qua c'è poco da pulire, l'importante è pulire quello che rimane su. Ci siamo qua.
sempre sporco qua sopra. Vengono fuori da tutte le parti. Ecco, adesso non ci resta che montare quello che abbiamo smontato, abbiamo pulito il radiatore anche sopra e dopo ci resta da ingrassare la cimatrice. Ecco, dobbiamo far corrispondere le viti dove devono andare. Ok, ok. Adesso chiudiamo i tappi, mettiamo le viti che devono andare. Cioè, anche questa non è un'operazione che facciamo tutti i giorni, ovviamente si fa una volta ogni tanto in modo tale da tenere pulito comunque anche questo radiatore che tende a sporcarsi. Ecco, anche la cimatrice prima di essere ingrassata, come più o meno tutti gli attrezzi che avete visto che abbiamo usato nei vari video, anche qua periodicamente, quindi non tutte le volte che si utilizza, ma ogni 8 ore, quindi va ripristinato un po' il grasso in modo tale che questi movimenti siano sempre lubrificati. Ecco, quando vediamo uscire il grasso qua vuol dire che ci siamo. Adesso siamo venuti su con la cimatrice, dobbiamo cimare questo vigneto che è fino grigio e come vedete bello vigoroso, vedete tralci che pendono sia dall'alto che lateralmente e quindi andremo a dare una bella rifilata, a metterle in ordine, a pettinarle. Nel video che avevamo fatto con la cimatrice avete visto più che altro una cimatura del top nell'incrocio Manzoni. In questo caso sia perché è un altro tipo di vitigno, sia perché è passato del tempo e quindi le viti si stanno sempre più sviluppando, la parete foliare è sempre più sviluppata e andremo a tagliare anche chiaramente di più la parte laterale.
volevamo farvi vedere un po' l'effetto che viene fuori. Qui dobbiamo ancora cimare, quindi sono ancora tutte disordinate, dobbiamo rifinirle. Qui siamo passati e si riesce a vedere come sono belle cimate a squadra, soprattutto questa fila qua è stata fatta sia da un lato che dall'altro, per cui anche il top sopra è stato ben cimato completamente, e poi man mano adesso dovremo proseguire con il lavoro e completare il campo. Ecco, noi adesso siamo a metà luglio più o meno, e in questa varietà che è molto precoce si può vedere che sta invaiando l'uva, quindi sta iniziando a cambiare colore, ed è sempre un'emozione perché si comincia a vedere i primi colori in vigna, quindi vuol dire che piano piano si va verso il momento della raccolta, quindi fa super piacere. Vedete questi grappoli qua, poi ne abbiamo altri qua, sono ormai in fase di colorazione degli acini, anche qua piano piano stanno cominciando, e adesso nel giro di 10-15 giorni si passa da un 10% come siamo adesso sicuramente a un 40, 30, 40%, e poi via via sempre più intensamente colorati. I nostri vigneti ormai avete visto che abbiamo diversi impianti, ormai che abbiamo l'ala a goccia, e oltre a risparmiare tempo e acqua ci consentono di avere una mirata distribuzione dell'acqua, ma soprattutto una gestione agronomica secondo me migliore, perché come in questo caso noi stiamo facendo un'operazione con il trattore, quindi di cimatura, e allo stesso tempo stiamo irrigando, chiaramente andando sotto la fila non ci crea problemi a noi a passare al centro con la cimatrice, per cui ottimizziamo molto i lavori, il tempo. Ecco, siamo arrivati alla fine di questo video, adesso noi andremo avanti a cimare questo vigneto, che dobbiamo finirlo insomma per sera. Spero che i contenuti vi siano piaciuti, continuate a iscrivervi al canale, la community sta crescendo, ci fa piacere. Quando guardate il video, se non siete iscritti, cliccate il bottoncino iscrivetevi, non costa nulla, per cui vi ringraziamo se lo fate. Se avete curiosità, cose, scrivetecelo nei commenti e noi vi risponderemo nel limite del possibile. E ci vediamo alla prossima puntata.